l'onorevole Carmina, al ritorno da Roma all'esordio del governo Meloni, una prima sua esperienza di questi primi giorni e della sua presenza politica anche all'interno del 5 Stelle, che si caratterizzerà con una forte opposizione. Certo, non si può fare altrimenti, perché già le premesse sono cattivissime. Sentire urlare dal capogruppo leghista Molinari "noi siamo per il lavoro e non per i parassiti", ripetuto più volte, già denuncia una concezione, un atteggiamento fortemente sbagliato nei confronti delle classi sociali più deprivate. Non è che la gente non vuole lavorare, al contrario non trova lavoro, perché qua noi non abbiamo un'adeguata offerta di lavoro. Quindi evidentemente l'atteggiamento è assolutamente sbagliato, occorrono investimenti al sud. Un governo formato da 19 persone del centro-nord rispetto a 25 ministri e con 2 ministri del sud che rappresentano 20 milioni di persone, l'ex presidente della regione siciliana Musumeci e il presidente della regione Puglia Fitto, con ministri senza portafoglio, già denuncia quale sia l'atteggiamento di questo governo nei confronti dell'asse del centro-sud. Per questo la nostra presenza deve essere forte, attenta, a salvaguardia dei cittadini di una larga parte dell'Italia. Davvero poi il presidente Meloni ha detto l'Italia non è un paese per giovani, ma lei lo dimostra innanzitutto con le scelte proprio delle persone che compongono questo governo. Basti pensare che lei deve le sue fortune politiche al fatto che allora Berlusconi la nominò ministro a 29 anni, ministro della gioventù, mentre lei nomina una persona di 62 anni. Per carità, bravissimo, ma le esigenze dei giovani vanno risolte dalla fascia d'età adeguata. È esclusa da questo governo tutta la fascia da 25 ai 45 anni, cioè tutti i giovani adulti che fanno il nerbo vitale del futuro di questa terra. Chi deve comprendere e praticare adeguatamente le scelte per un futuro sostenibile se non coloro che ne sono protagonisti? Questo dice tutto, quindi evidentemente noi saremo pronti e attenti alle esigenze della gente e del futuro, ma tante altre cose come quella del gas, cioè andare a dire che la soluzione energetica è legata esclusivamente alle trivellazioni al mare, quando si sa che trivellando tutto il mare si avrebbero riserve per un solo anno, significa non aver compreso quanto sia importante la questione climatica, la questione ecologica nella nostra terra, e evidentemente sarebbero disagiate le regioni più povere.